Il materiale donato dal Qatar per realizzare il mega ospedale da campo nel piazzale dell'ospedale di Schiavonia a Monselice è stato tutto montato. Sono state predisposte le istruzioni per l'uso arrivate nei giorni scorsi dallo Stato qatariota, ma al momento mancano ancora delle rifiniture a partire dagli impianti elettrici non a norma. Per questo l'assessore regionale Bottaccino, su invito dell'ambasciata qatariota, ha inviato una lettera con tutte le richieste necessarie a completare la costruzione e la messa in opera dell'ospedale da campo. Noi abbiamo inviato l'elenco di quello che mancava, che manca per renderlo operativo, e siamo in attesa che ci diano una risposta in merito. Ovviamente noi aspettiamo che ci arrivi tutto il materiale. Tutto il materiale vuol dire i 24 posti letto di terapia intensiva, vuol dire 150 posti letto di terapia non intensiva, vuol dire, quindi tenete presente che un posto letto di terapia intensiva costa quasi 70.000 euro, ecco, 60. Però questi sono quelli con l'isolamento, mi hanno detto che costano un po' di più. Nel frattempo la Regione ha definito le modalità operative e le istruzioni per l'uso. Abbiamo anche inviato il progetto perché, per esempio, per quanto riguarda la pavimentazione, so che hanno provveduto a fare un ordine direttamente loro a un'azienda del territorio veneta.